Ben ritrovati dalla redazione. Le ha colte di sorpresa alle spalle puntando la collana che portavano al collo, poi ha afferrato il gioiello tentando di strapparlo usando anche un tronchese. Due signore triestine, le vittime, la prima in via Combi, la seconda in via Guido Reni, stavano andando a fare la spesa. In un caso il rapinatore è riuscito a rubare prezioso, mentre nell'altro è scappato perché l'anziana aggredita è caduta rovinosamente a terra e Orlando ha fatto desistere il malvivente. Sui due episodi indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Nella frazione carsica triestina di Opicina, ieri pomeriggio un 45enne è precipitato dal balcone di un appartamento sito in via dei Papaveri. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni a Catinara, anche se le ultime notizie parlano di un miglioramento delle condizioni. L'uomo classe 1979 comunque non è in pericolo di vita. Sarebbe caduto dal primo piano, ma la dinamica non è chiara. Pare che fosse in corso una lite con la compagna, la donna in stato di fermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che stanno indagando. 10 minuti di autentica paura ieri nel Gradiscano a causa della violentissima precipitazione abbattutasi sul territorio provinciale nel tardo pomeriggio. Un autentico tornado che ha abbattuto decine e decine di alberi, ha recato danni alle coperture e fatto volare gli arredi posti all'esterno delle attività commerciali. Danni da una prima ricognizione sembrano ingenti. L'allarme è scattato poco prima delle 18 quando l'ampiamente annunciata perturbazione si è riversata in particolare sulla cittadina della fortezza come una vera e propria bomba d'acqua. Un muro di pioggia e vento che ha causato danni in diversi punti della città e un grave pericolo anche per l'incolumità degli automobilisti. Avvicendamento al vertice del comando Legione Friuli Venezia Giulia, dove il generale di brigata Gabriele Vitagliano è subentrato il generale di brigata Francesco Azzeni, che ha guidato l'arma in regione negli ultimi 2 anni e 10 mesi e che da oggi comanderà il reparto autonomo del comando generale dell'Arma di Roma. Un incarico impegnativo, ha detto Azzeni, che cercherò di affrontare con la stessa determinazione e con l'amore che ho adoperato tutti i giorni in questa terra meravigliosa. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: al mattino cielo poco nuvoloso, verso la costa variabile altrove, dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci sparsi, isolati temporali più probabili tra le prealpi e la pianura. Temperature minime in pianura fra 16 e 18, le massime fra 25 e 28, sulla costa minime fra 19 e 21, le massime fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.